Recitiamo le lodi mattutine nella memoria dei santi Carlo Luanga e compagni martiri. Carlo Luanga e 12 compagni martiri che di età compresa tra i 14 e i 30 anni, appartenenti alla regia corte dei giovani nobili o alla guardia del corpo del re Muanga, neofiti e fervidi seguaci della fede cattolica, essendosi rifiutati di accondiscendere alle turpi richieste del re sul collo di Namugongo, in Uganda, furono alcuni trafitti con la spada, altri arsi vivi nel fuoco. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Venite, adoriamo il Re dei martiri, Cristo Signore. Venite, adoriamo il Re dei martiri, Cristo Signore. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Venite, adoriamo il Re dei martiri, Cristo Signore. Poiché grande Dio è Signore, grande Re sopra tutti gli dei, nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Venite, adoriamo il Re dei martiri, Cristo Signore. Venite, prostrate adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. Venite, adoriamo il Re dei martiri, Cristo Signore. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Venite, adoriamo il Re dei martiri, Cristo Signore. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Venite, adoriamo il Re dei martiri, Cristo Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite, adoriamo il Re dei martiri, Cristo Signore. Gerusalemme nuova, immagine di pace, costruita per sempre nell'amore del Padre. Tu discendi dal cielo come vergine sposa per congiungerti a Cristo nelle nozze eterne. Dentro le tue mura, risplendenti di luce, si radunano in festa gli amici del Signore. Pietre vive e preziose, scolpite dallo Spirito, con la croce e il martirio per la città dei santi. Sia onore al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, al Dio Trino ed Unico, nei secoli sia gloria. Amen. È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo. Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra. Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce. Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna, ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore. Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno, saranno dispersi tutti i malfattori. Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente. I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono, i miei orecchi udranno cose infauste. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore, mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore. Un cuore nuovo donaci, Signore, infondi in noi il tuo Spirito Santo. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspargerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sordure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un cuore nuovo donaci, Signore, infondi in noi il tuo Spirito Santo. Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Se guardi il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, le hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del mare. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. I martiri santi vivono in eterno. I martiri santi vivono in eterno. La loro ricompensa è il Signore. Vivono in eterno. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. I martiri santi vivono in eterno. Beati voi perseguitati per la giustizia, vostro è il regno dei cieli. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo. Come aveva promesso, per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici. Di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre
e nell'ombra della morte. e dirigere i nostri passi sulla via della pace, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. beati voi perseguitati per la giustizia, vostro è il regno dei cieli. In unione con i santi martiri uccisi a causa del Vangelo, celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, testimone fedele di Dio Padre, Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore, per i tuoi martiri che abbracciarono la morte a testimonianza della fede, donaci la vera libertà di spirito, per i tuoi martiri che confessarono la fede sino all'effusione del sangue, dà a noi una fede pura e coerente, per i tuoi martiri che seguirono le tue orme sul cammino della croce, fa che sosteniamo con fortezza le prove della vita. per i tuoi martiri che lavarono le vesti nel sangue dell'agnello. Donaci di vincere le seduzioni della carne e del mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo, o Dio, che nel sangue dei martiri hai posto il seme di nuovi cristiani, concedi che il mistico campo della Chiesa, fecondato dal sacrificio di San Carlo Luanga e dei suoi compagni, produca una messe sempre più abbondante, a gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Nos cum prole pia. Benedicat Virgo Maria.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Oggi è la memoria di Santi Carolo Luanga e compagni martiri. Questi sono ugandesi. Per la loro intercessione preghiamo per i nostri bisognosi. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che nel sangue dei martiri hai posto il seme di nuovi cristiani, concedi che il campo della tua Chiesa, irrigato dal sangue di San Carolo Luanga e dei suoi compagni, produca un messe sempre più abbondante, a gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. Ti loderò e ti canterò e benedirò il nome del Signore. Quando ero ancora giovane, prima di andare errando, ricercai assiduamente la sapienza nella mia preghiera. Davanti al Tempio ho pregato per essa e sino alla fine la ricercherò. Del suo fiorire, come uva vicina a maturare, il mio cuore si rallegrò. Il mio piede si incamminò per la via retta, fin da giovane ho seguito la sua traccia. Chinai un poco l'orecchio, l'accolsi e vi trovai per me un insegnamento abbondante. Con esso feci progresso, onorerò chi mi ha concesso la sapienza. Ho deciso infatti di metterla in pratica. Sono stato zelante nel bene e non me ne vergogno. La mia anima si è allenata in essa. Sono stato diligente nel praticare la legge. Ho steso le mie mani verso l'alto e ho deplorato che venga ignorata. A essa ho rivolto la mia anima e l'ho trovata nella purezza. Parola di Dio. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. Alleluia, alleluia. Alleluia. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Tutto fate rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Signore sia con voi. e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli andarono di nuovo a Gerusalemme e mentre egli camminava nel Tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani e gli dissero: con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di farle? Ma Gesù disse loro: vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Essi discutevano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo, risponderà: perché allora non li avete creduto? Diciamo dunque dagli uomini? Ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: non lo sappiamo. E Gesù disse loro: neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Oggi ricordiamo con gratitudine il sacrificio dei martiri ugandesi. Infatti erano 22 cattolici e 12 anglicani, la cui testimonianza d'amore per Cristo e la sua Chiesa ha giustamente raggiunto gli estremi confini della terra. San Carlo Lwanga e Joseph Mukasa e i loro compagni hanno coltivato il dono dello Spirito Santo nella propria vita e hanno dato liberamente testimonianza della loro fede in Gesù Cristo, anche a costo della vita, e molti in così giovane età. Anche noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo per diventare figli e figlie di Dio, ma anche per dare testimonianza a Gesù e a farlo conoscere e amare in ogni luogo. Un dono dato per essere condiviso. La loro fede divenne testimonianza, oggi venerati come martiri. Il loro esempio continua ad ispirare tante persone nel mondo. Essi continuano a proclamare Gesù Cristo e la potenza della croce. Se, come i martiri, noi quotidianamente ravviviamo il dono dello Spirito che abita nei nostri cuori, allora certamente diventeremo quei discepoli missionari che Cristo ci chiama ad essere. L'apertura verso gli altri incomincia nella famiglia, nelle nostre case, dove si impara la carità e il perdono e dove nell'amore dei nostri genitori si impara a conoscere la misericordia e l'amore di Dio. Tale apertura si esprime anche nella cura verso gli anziani e i poveri, le vedove e gli orfani. La loro testimonianza mostra che i piaceri mondani e il potere terreno non danno gioia e pace durature. Piuttosto la fedeltà a Dio, l'onestà e l'integrità nella vita e nella genuina preoccupazione per il bene degli altri ci portano quella pace che il mondo non può offrire. E questo non diminuisce la nostra cura per questo mondo, al contrario offre un scopo alla vita in questo mondo e ci aiuta a raggiungere
i bisognosi, a cooperare con gli altri per il bene comune e a costruire una società più giusta che promuova la dignità umana, senza escludere nessuno, che difenda la vita, dono di Dio, e protegga le meraviglie della natura, il creato, la nostra casa comune. Questa è l'eredità dei martiri ugandesi, vite contrassegnate dalla potenza dello Spirito Santo, che testimoniano anche ora il potere trasformante del Vangelo di Gesù Cristo. Un'eredità che si onora portando la loro testimonianza a Cristo nelle nostre case e ai nostri vicini, sui posti di lavoro e nella società civile, sia che rimaniamo nelle nostre case, sia che ci rechiamo fino al più remoto angolo del mondo. Per l'intercessione di questi martiri preghiamo per i nostri tanti bisognosi che hanno bisogno delle nostre preghiere. Da soli non possono ottenere la grazia che hanno bisogno, ma con le nostre preghiere possiamo aiutarli. Facendo questo anche noi riceviamo le grazie che abbiamo bisogno. Sia lodato Gesù Cristo. Ti dono la mia vita, accoglila, Signore, ti seguirò con gioia, per mano mi guiderai, al mondo voglio dare l'amore tuo, Signore, cantando senza fine la tua fedeltà. Loda il Signore, anima mia, loderò il Signore per tutta la mia vita. Ti dono la mia vita, accoglila, Signore, ti seguirò con gioia, per mano mi guiderai, al mondo voglio dare l'amore tuo, Signore, cantando senza fine la tua fedeltà. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Signore, che hai dato ai tuoi santi martiri la forza di preferire al peccato la morte, accogli l'offerta del nostro sacrificio e fa che serviamo al tuo altare con la piena dedizione al nostro spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. E il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dai santi martiri
Caroli e compagni, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, e riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spessò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in redimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Carolo Luanga e compagni, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore.
per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degni di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai. Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù. Cammineremo insieme a te verso la libertà. Quando qualcuno ti dice nulla mai cambierà, lotta per un mondo nuovo, lotta per la libertà. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento
Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi, nell'ora della mia morte chiamami e fa che io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli. Preghiamo. Abbiamo partecipato ai tuoi misteri, o Signore, nel glorioso ricordo dei tuoi santi martiri. Questo sacramento che li sostiene nella passione ci renda forti nella fede e nell'amore in mezzo alle prove della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. San Michele Arcangelo, Difendici nel combattimento, sii nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, così sia. e il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per l'intercessione dei martiri di Uganda, il Signore vi benedica nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Primo fiore di santità, il Signore vive in te, splendido segno di libertà, sei la promessa del Salvatore. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Cuore immacolato di Maria,